All'interno del congresso nazionale svoltosi recentemente ad Agrigento da parte dei maestri del lavoro era presente anche Pasquale Giambrone, rappresentante della fattoria didattica sita a Cammarata, che spiegava la preparazione dei cosiddetti ainuzzi di ciuccia in memoria della mamma, che sono delle figure di animali modellate per l'occasione con il formaggio, una tradizione che va perdendosi. E poi ovviamente con tutti gli accessori completo diventa così. I famosi ainuzzi di ciuzza, ecco, in onore di mia mamma, che è quella che ci ha trasmesso questa cultura. Allora, da cosa nasce questa passione? Questa passione nasce proprio da una cultura di Cammarata, quindi questi sono i famosi ainuzzi, ovvero caci figurati, e in particolare la nostra azienda, quindi la fattoria Giambrone, porta avanti questa cultura che ci ha lasciato, diciamo, la mamma. Ecco perché prima le ho definite, li chiamo ainuzzi di ciuzza, proprio ciuzza in onore di mia mamma Vincenza. E quindi ecco, ormai è una cultura scomparsa e siamo rimasti veramente in pochissime persone a portare avanti questa cultura ormai scomparsa di Cammarata. Ma fa solo questo simbolo? Qualsiasi oppure... forma di animale, però chiaramente magari questa è la più gettonata, la più preferita, perché poi posso mettere degli accessori, ecco, come la sella, come le redini, però possiamo fare anche il maialino. C'è molta richiesta di queste Assolutamente sì, essendo noi una fattoria didattica ne facciamo tantissime, perché poi magari i bambini sono incuriositi e interessati ad averli.